Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Piancansiglio, il luogo ideale per camminare in autunno. La nostra escursione di oggi sarà il Sentiero degli Slipari. Siamo saliti da Vittorio Veneto e arrivati a Piancansiglio abbiamo girato a destra seguendo le indicazioni del bus della LUM, dove c'è il parcheggio. Seguiamo la strada bianca fino al suo termine, dove inizierà il Sentiero degli Slipari. Eccoci qua, il Sentiero degli Slipari inizia qui, al termine della strada bianca. Il Sentiero degli Slipari è un percorso molto breve, praticamente da mezza giornata, ed è un percorso ad anello. Noi però lo allungheremo, perché andremo anche a visitare la casera della Candaglia e la casera Ceresera. Dopo pochi minuti arriviamo a un bivio e questo praticamente è l'inizio dell'anello, perché il Sentiero degli Slipari viene indicato a destra e poi noi torneremo da questa parte qua invece. Continuiamo a seguire i cartelli molto chiari del Sentiero degli Slipari, che taglia più volte questa ripida vallecola, probabilmente per evitare di fare una salita troppo impegnativa. Lungo il Sentiero degli Slipari è pieno di cavità naturali, doline varie, e ci sono delle tabelle che le descrivono. Ad esempio, poco più avanti ce n'è una.
Che cos'è? Qui c'è una bella recinzione e c'è Un buco. un inghiottitoio enorme. Qui è bene stare lontani. Eccoci qui. Siamo sbucati sulla strada bianca che collega la Crosetta da quella parte alla Candaglia da quell'altra e il sentiero degli Slipari per la parte di salita termina qui. Adesso percorriamo questa strada verso sinistra per circa una quindicina, una ventina di minuti. Siamo arrivati nel punto in cui bisogna lasciare la strada bianca e seguire a sinistra il sentiero con la lettera O. In circa mezz'ora si torna al punto di partenza. In questo modo l'escursione diventa di un po' meno di mezza giornata e si può approfittare per pranzare in una delle trattorie del Cansiglio. Noi però abbiamo deciso di allungare un po' il giro, perché poco distanti da qui ci sono la casera della Candaglia e la casera Ceresera. Salute. Eccoci arrivati alla casera della Candaglia. Adesso per salire alla Ceresera ci sono diversi percorsi, ma nessuno è tabellato a partire da questo punto. Noi facciamo il più breve. Bisogna imboccare questa mulattiera e poi salire su a sinistra. Fatti poco più di 100 metri dalla casera della Candaglia bisogna lasciare la mulattiera. Entrare qua a sinistra, il sentiero non è per niente evidente, ma c'è un bollo rosso sull'albero. Questo porta molto rapidamente a casera Ceresera. Bisogna semplicemente seguire questi segnavia sugli alberi, che ovviamente non sono ufficiali, in direttissima. Ed eccoci arrivati alla famosissima casera Ceresera, dove siamo stati credo una ventina di volte da tutti i sentieri possibili.
E dopo una doverosa sosta in questo meraviglioso posto dove sorge la casera Ceresera, torniamo alla Candaglia per lo stesso sentiero che abbiamo fatto adesso. Curiosamente, questo sentiero è segnato e tabellato soltanto al ritorno, cioè verso la Candaglia. Eccolo qua, c'è scritto Candaglia. E pochi metri dopo c'è una bella freccia rossa su quest'albero che dice di andare a destra. E più avanti un'altra bella freccia che dice invece di andare a sinistra. Bene, tornati alla Candaglia, adesso rifacciamo al contrario il percorso di questa mattina fino al bivio del sentiero O e poi lo imboccheremo e torneremo al punto di partenza. Ecco, siamo tornati al bivio del sentiero O. Adesso scendiamo di qua e torniamo praticamente al punto di partenza. Eccoci qua, in questo preciso punto abbiamo chiuso l'anello fatto a modo nostro del sentiero degli Slipari e a 5 minuti c'è il parcheggio di questa mattina. Il percorso è stato estremamente suggestivo, tipico del Cansiglio d'autunno e in alcuni tratti addirittura fiabesco. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video e seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Authors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie e alla prossima escursione con Antelacus.